chiederei un attimo di concentrazione e un applauso perché stanno per salire sul palco, anzi sono già sul palco e stanno per suonare l'Impero del Male.
Grazie. L'impero del male, l'impero del male. Ma quindi io adesso se ti parlo tu mi rispondi sempre col vocoder stasera, hai inserito? Vabbè, ci sta, che giusto. Cioè. No, ma mi piace moltissimo come cosa. No, è eccezionale perché sembra di parlare con una personalità multipla, diciamo, perché armonizzando. Infatti. Diventa un po' difficile la comprensione, ma tanto io sono abituato, perché tanto ormai diciamo l'orecchio un po' duro. E questo era il primo brano che abbiamo ascoltato con questa suite diciamo di questo film che non c'è, come abbiamo prima raccontato. Immagino che fosse insomma, il momento in cui presentavate il protagonista, che se non ricordo male questo coniglio dalle orecchie bianche, no? Sì, questo è un episodio un po' particolare perché parla di hikikomori, che sono quelli che si rinchiudono a vivere all'interno magari della loro stanza, solamente comunicando con macchinari elettronici verso il mondo, su internet. Esiste anche una comunità qua in Italia di hikikomori, è un fenomeno nato in Giappone ma che esiste anche qua. Diciamo sono degli internauti di clausura. Cioè, sì, esatto, come degli eremiti, infatti è affascinante il loro aspetto da eremita, però insomma certo. Qualcuno deve badare a loro in ogni caso. È chiaro. Adesso invece penetriamo dove andiamo a finire ancora più? Questa si chiama L'ultima volta ed è il brano che diciamo idealmente conclude la storia di questo personaggio, però non svegliamo niente perché non vogliamo spoilerare, tanto diciamo poi nessuno lo sentirà. Vabbè, adesso tu non partire così, non è che non c'è nessuno qua stasera, scusa, fatevi sentire quanti siamo, guarda che stasera ce n'è. Io capisco che ti piace i like, le cose, però questo
Grazie.